Molto importante per diverse ragioni. La prima è che lo spazio aereo svizzero è piccolo e non possiamo allenare tutto quello che abbiamo bisogno. Venire qua è un'opportunità di poter lavorare un po' più grande, in più lo scambio dell'esperienza, vedere come si lavora all'estero, come gli italiani lavorano, impariamo molto con loro e spero che anche loro imparino un po' con noi. Ci sono difficoltà rispetto all'attività degli italiani? No, diciamo che lavoriamo tutti più o meno la stessa cosa, quello che cambia è chiaro che non abbiamo esattamente le stesse procedure, dunque ci si deve adattare un po', ma è come sempre quando si va all'estero, i primi giorni si cerca un po' e poi dopo una settimana funziona bene. State già pensando alla prossima edizione? State già parlando magari sulle criticità che bisogna magari sistemare o insomma mettersi un attimo d'accordo? Allora credo che un esercizio così si dovrebbe di nuovo fare l'anno prossimo, però siamo ancora, cioè è fra un anno, dunque vediamo cosa succede fino all'anno prossimo, ma sì, è previsto di fare qualcosa. Coinvolgerete anche altri paesi come Svizzera o intanto collaborate esclusivamente con Italia? No, facciamo anche esercizi con i paesi vicini, lavoriamo molto anche con i francesi, andiamo una volta all'anno anche in Inghilterra. Adesso per questo esercizio ci sono anche stati gli americani che hanno lavorato con noi, dunque lavoriamo molto con l'estero. In quanti siete venuti? Siamo, non so esattamente, una decina di piloti totale con i meccanici, più o meno 50. E questo è il secondo anno rispetto all'anno scorso, cosa c'è di nuovo, cosa avete cambiato, No, è più o meno la stessa cosa, diciamo che quest'anno è un po' più facile perché sappiamo già come funziona qua, dunque abbiamo già l'esperienza dell'anno scorso, ma anche l'anno scorso è andata bene, dunque no, funziona bene. C'è la possibilità in futuro di aumentare magari il numero di mezzi, di persone coinvolte in questa attività? Questo non lo posso dire, dipende di quello che abbiamo a disposizione, di quanti, cioè della dimensione dell'esercizio, di quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare, dunque non lo so, vediamo. C'è la possibilità in futuro magari anche di fare più volte in un anno magari questo tipo di attività? Ma questo penso sarà difficile, io non sono quello che fa la pianificazione per tutto l'esercizio, però sia la Svizzera che l'Italia abbiamo tante altre cose da fare, altri compiti che non possiamo fare troppi allenamenti assieme, anche se sarebbe bello farlo. Senta, lei è pilota, che cosa l'ha spinta? A fare pilota? Penso che pilota è una passione, cioè qualcosa che ho sempre voluto fare da sempre, volevo volare un aereo così, un aereo di caccia diciamo che è la libertà assoluta, quando siamo in volo possiamo salire, scendere, cioè la terza dimensione, anche se rimane l'esercito non si può fare tutto quello che si vuole, ma comunque è un bel sogno che ho potuto realizzare. E i giovani che volessero, adesso vediamo che c'è il passaggio di un mezzo, ai giovani che volessero intraprendere la sua carriera sulla base della sua esperienza, c'è qualche consiglio, indicazione che si sentirebbe appunto di dare? Ma il consiglio che io do sempre è che bisogna provarci e lavorare, dare tutto quello che si può per riuscirci, e c'è bisogno di avere il talento, di lavorare e di avere un po' di fortuna per arrivarci.